Peccato che proprio qualche settimana fa, nel mio amato Veneto, siano state diffuse delle intercettazioni che riguardano il governatore del Veneto e altre persone che erano assolutamente estranee alle indagini, non erano né indagate né imputate né niente, e se noi non se noi non interverremo radicalmente, ripeto, sugli abusi, sugli errori di queste intercettazioni, noi cadremo veramente in una sorta di democrazia dimezzata. Le intercettazioni di Zaia su Crisanti nell'inchiesta di Padova sui tamponi rapidi e pubblicate da Report come emblema di quella che ribadisce essere la stortura del sistema. Dopo le parole in Senato, l'informativa alla Camera per il ministro e magistrato trevigiano attaccato sul fronte intercettazioni, tanto più nei giorni in cui la primola rossa della mafia, Messina Denaro, è stata catturata. E allora Nordio ribadisce. Ripeterò ancora una volta, ma credo ormai sia inutile dirlo, che non si è mai inteso toccare minimamente quelli che riguardano il terrorismo e quelle che riguardano la mafia e ovviamente quei reati che sono, come così dire, satelliti nei confronti di questi due fenomeni perniciosi. Il vulnus, dice, è un altro e per spiegarlo concentra in pochi minuti migliaia di pagine di codice di procedura penale parlando dei 3 tipi di intercettazione. Quelli di competenza della Procura Generale di Roma, che riguardano la sicurezza dello Stato e sono sottoposte al segreto. Quelle preventive autorizzate dai PM per dare impulso alle indagini, essenziali e fondamentali, dice Nordio, e che certo non vengono pubblicate per non ostacolare le inchieste. E poi quelle giudiziarie, chieste dal PM e autorizzate dal GIP, ed è da queste, spiega, che nasce il pasticcio. Perché transitando dal pubblico ministero al giudice delle indagini preliminari, attraverso il deposito dei difensori, attraverso il transito dalle segreterie alle cancellerie, finiscono sotto osservazione, sotto il controllo, finiscono a conoscenza di decine di persone. E poiché tutti hanno il diritto di ascoltare tutte queste intercettazioni, gran parte delle quali riguardano fatti che non hanno niente a che vedere con i processi, in questo mare magnum di intercettazioni escono sui giornali delle notizie che diffamano, vulnerano l'onore di privati cittadini. Perché, chiude Nordio, quando si parla di giustizia si deve parlare anche di errori e spesso di vite rovinate. La segretezza delle informazioni è l'altra faccia della nostra libertà. L'Italia non è fatta di pubblici ministeri e questo Parlamento non deve essere supino e acquiescente a quelle che sono le affermazioni dei pubblici ministeri.